vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Siamo con Alberto Loi, allenatore del Football 8 Roma Nord. Allora mister, un inizio scoppiettante, equilibratissimo, poi 3 reti degli avversari. Cosa è successo? Veramente non lo so cosa è successo, parleremo negli spogliatoi e cercherò di capire, perché un calo fisico, tecnico, mentale di questo tipo ci ha portato in 5 minuti a prendere 3 gol e praticamente è quasi impossibile poi recuperare su un campo così piccolo uno svantaggio così importante. Ci abbiamo provato fino alla fine, non ci siamo riusciti, il fendente di Martino nel finale esce veramente di pochissimo, peccato. Potevamo recuperare una partita complicata, difficile, loro hanno sbagliato pure un calcio di rigore. Sì, sicuramente insomma loro sono un po' calati anche nella seconda parte di gara, però voi avete probabilmente sofferto anche il fatto di continuare ad avere questo problema della panchina corta. Sì, noi abbiamo la panchina corta, anche gli avversari avevano solamente un cambio, quindi potrebbe essere anche un falso problema. In realtà loro sono una grandissima squadra. Io non so, proprio convinto che loro sono calati nel finale, secondo me noi ci siamo sistemati. La pressione di Martino su Morezzi, che è la loro fonte di gioco, gli ha dato qualche problema. Non riuscivano a costruire palle, gol importanti e noi ripartivamo. E ripartiamo da una sconfitta, l'ennesima, da una situazione di classifica un po' problematica. Noi non ci abbattiamo, fino alla fine lotteremo per salvarci. L'andamento altalenante che state avendo durante questa stagione, che poi è la principale causa insomma, della classifica non certo soddisfacente, qual è? Perché manca continuità a questa squadra? Ma i motivi sono molteplici. Innanzitutto abbiamo molto spesso giocatori nuovi che intervengono durante la settimana alle partite, quindi non riusciamo mai ad avere una rosa sempre la stessa e, come hai detto tu prima, giustamente magari con qualche scelta in più in panchina. E poi sicuramente bisogna lavorare sulla testa, perché le qualità ci sono. Se non avessimo durante le partite i cali di concentrazione, probabilmente riuscissimo in 50-52 minuti, compreso il tempo di recupero, a tenere alta la concentrazione, forse le partite si portano anche a casa. Va bene mister, grazie. Grazie a voi, in bocca al lupo.